Sparatoria di Mortegliano, fermato nella notte il complice. Alla base del fatto di sangue ci sarebbe un regolamento di conti sull'acquisto di una partita di droga. È stato individuato e arrestato nella notte nella sua casa di Udine per tentato omicidio anche il secondo uomo coinvolto nella sparatoria di sabato mattina nei campi di Mortegliano. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo investigativo, reparto operativo del comando provinciale di Udine. Si tratta di un cittadino originario dell'Honduras di 30 anni che è stato condotto nel carcere di Via Spalato, dove è già detenuto il complice, un 45enne di origini campane residente a Tavagnacco. Il fatto di sangue sarebbe maturato all'interno di un contesto malavitoso, legato allo spaccio di stupefacenti. Sarebbero state rinvenute alcune migliaia di euro in contanti, forse provento di una rapina finita in sparatoria destinati all'acquisto di droga. Resta sempre gravissimo il 24enne afghano raggiunto alla testa dal colpo d'arma. Si tratta di un cittadino regolare sul territorio nazionale residente a Codroipo. Sul caso gli inquirenti e la procura mantengono il massimo riserbo. Nella vicenda è coinvolto anche un quarto uomo, straniero, che si accompagnava con l'afghano. È stato sentito dal magistrato come testimone dei fatti. È stata ritrovata anche la vettura, una Volkswagen, mentre continuano le indagini per la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla sparatoria. Regolamento di conti, una parola che magari viene utilizzata non in queste zone, ma purtroppo, caro Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ben ritrovato, anche lei comincia a farsi sentire. Il regolamento di conti, una volta magari era più dalla Sicilia, alla Calabria, alla Campania, alla Puglia, adesso nella vicina Mortegliano, quindi in provincia di Udine. E la droga è sempre di mezzo. Beh, allora, diciamo che sono due passaggi distinti. Uno è quello dell'infiltrazione in questa regione della mafia e quindi della grossa malavita. E di questo ne avevamo parlato, guardi, ma tantissimi anni fa. E ne aveva parlato un vecchio questore che ha preceduto l'attuale, proprio dicendo: qua c'è un terreno fertile, un terreno non meno controllato, ma fertile, nel senso che noi non abbiamo questa cattiveria innata nella nostra criminalità. Allora, la nostra criminalità, guardi, è stata sgominata, usiamo anche noi questa parola, è stata sgominata tanti anni fa. I delinquenti italiani nostrani, come si chiamavano tempo fa, sono stati eliminati. Poi è subentrata una serie di problemi, di cambiamenti sociali all'interno della nostra regione, con l'arrivo di persone straniere, di persone di altre nazionalità. Abbiamo visto, se notate, ci sono cominciati gli omicidi a Pordenone, gli sgozzamenti, ne abbiamo avuti, un paio di anni fa eravamo i primi con questa bella classifica in provincia. Non si sentiva più il duplice omicidio di Teresa e Trifone. Guardiamo, esatto, certo. Direttore, guardiamo da chi sono stati compiuti, guardiamo dalle loro origini, dove il coltello era facile, dove l'utilizzo dell'arma era facile, e sono subentrati, ci sono stati questi cambiamenti. Prima avevamo le rapine in banca, ve le ricordate? Ci facevano neri, poi abbiamo attuato dei sistemi, siamo riusciti a debellare anche questo problema, poi il rischio non valeva più la candela neppure per i delinquenti, sono passati ormai alle truffe online, guadagnano di più, rischiano di meno quella volta che vengono presi. Quindi c'è stata un'evoluzione della criminalità, perché c'è stata un'evoluzione sociale diversa da quella, ripeto, del nostro territorio. Il discorso della droga era stato abbandonato quando avevamo ancora i ragazzi della panchina, se li ricorda, Direttore, o chi meno giovane. Lei un poliziotto in carriera. Invece io ero già in polizia, vestivo la divisa. Ecco,
E anche lì siamo riusciti a debellare poi quel sistema, i colleghi entravano nelle scuole, si facevano i controlli mirati davanti agli istituti, insomma siamo riusciti a debellare anche questa cosa. Quindi, ripeto, un'evoluzione proprio della criminalità anche nel nostro territorio. Oggi ritorniamo, ma l'avevamo detto tempo fa, l'avevo detto da questi teleschermi, avevo detto guardate, ricominciamo con la droga, attenzione, con i minori, dicevo quella volta controllate i vostri figli a scuola, tutte queste situazioni particolari, i genitori va a lavorare, meno attenzione per i figli, a casa non si parla ma ci si scrive via WhatsApp con i genitori, figuriamoci se riusciamo a parlare con i nostri figli. Quindi un cambiamento totale di quello che è la criminalità e di quello che poi è successo con gli ultimi arrivi. Siamo entrati in una fase proprio denigratoria, certo. le violenze sessuali per le strade, ma quando mai a Pordenone veniva violentata, c'era un tentato violenza sessuale in Friuli Venezia Giulia? Mai. Guardate chi li commette. Vabbè, lasciamo perdere se non entriamo in un campo che è quello della politica che non mi interessa. Poi ci sono, come diceva lei, queste nuove escalation di persone che si introducono nel nostro territorio, ma vi ho fatto questa premessa proprio per capire quello che poteva essere. Invece una cosa che mi premeva sottolineare questa sera, grazie alla sua emittente e grazie ai minuti che mi dà per parlarne. Io ho assistito, le manifestazioni che ci sono state. Bravo, mi ha letto nel pensiero, perché io, guardi, l'avevo detto l'altra volta, ci sono degli episodi negli Stati Uniti, in questo caso parliamo dell'America, una criminalità diversa, molto più violenta, e cui chiaramente i colleghi americani hanno un'attenzione, hanno delle regole diverse, lì hanno la regola dei 9 metri addirittura, che noi non possiamo neanche sognarcela, cioè l'individuo si avvicina oltre i 9 metri, loro sparano. Loro sparano. E poi andiamo a vedere se e perché. Loro sparano. Se non ti fermi all'alt, loro sparano. Per noi questo non è possibile. Mentre qua, per non rischiare di finire nei guai, aspetti prima che ti spara lui e dopo sei E poi ti fanno il processo e poi vai a vedere se la linea di fuoco è interessata. Se sei ancora vivo, sì, altrimenti dici... io questo volevo dire, lei ha detto una parola, se eri ancora vivo. Allora, ho visto queste manifestazioni, innanzitutto non capisco cosa c'entriamo noi in Italia a manifestare per quello che è successo in America a un delinquente sicuramente, perché non era una persona che era priva di precedenti penali. Però attenzione, il poliziotto era già una mela marcia, quindi era anche lui una persona che non va giustificata in questo caso, non voglio dire questo, era una persona che, come in tante altre situazioni, in altre professioni, ci sono le mele marce. Benissimo, ma io sto parlando delle manifestazioni, ripeto, innanzitutto non capisco perché dobbiamo manifestare noi qui in Italia per quello che è successo, ma io voglio dire, avete mai visto una manifestazione perché è morto un poliziotto? Il 27 aprile è morto un collega, se lo ricorda? Sì. Ecco. A Napoli ha sventato, tra le altre cose, 34enne, era di pattuglia e ha sventato una rapina in un istituto di credito. Bene, è stato fatto secco da 2 rom che scappavano, autori della tentata rapina. Morto. Questo è l'ultimo, Apicella, ecco, mi veniva... Certo. È l'ultimo. Io voglio dire, non ho visto manifestazioni di tutta la cittadinanza, se non quelle della polizia con le sirene a salutare, non ho visto in Italia una manifestazione mai per un collega morto, addirittura non ho mai visto una aula di Parlamento, Camera, Senato intitolata a tutti i caduti della Polizia di Stato o a un poliziotto o carabiniere morto in servizio. L'ho vista invece per qualche delinquente. Qualcuno dice per una Siria. Esatto. Qualcuno... Nassiriya è stato un fatto grosso, però si sono ricordati quella volta. Sì. E ci hanno messo una via, no? Mi pare anche da qualche parte. C'è anche qui a Pordenone, benissimo. Piazzale Caduti in Nassiriya, mi sembra. Tanto di cappello al nostro sindaco,
però voglio dire, manifestazioni pro polizia io non ne ho viste. Non ho visto nessuno, se non la Certo. mamma del collega, inginocchiarsi davanti alla bara. Non ho visto mai nessuno. Grazie. Ci vediamo la settimana prossima. E su con le Raffaele orecchie. Padrone. Certo, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia Grazie. di Stato. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Con botta e risposta a distanza tra il direttore della casa di riposo di Paluzza, Alessandro Santoianni, e il vicepresidente del Consiglio regionale delle Friuli Venezia Giulia, Stefano Mazzolini, sulle onorificenze assegnate al presidente Mattarella, che fa discutere ancora sull'emergenza sanitaria.